È forse tardi per organizzare un'alternativa di centrosinistra come la vedrei io, come la programmerei io, che è una cosa diversa. E quindi si auspica che si spostino le elezioni al 2026 o cosa? Ma guardi, io penso che se si spostano alle elezioni al 2026 questo darebbe più tempo alla coalizione di centrosinistra per definire un candidato e dare al candidato l'opportunità di fare esattamente quello che ho detto. Qui c'è da visitare centinaia di posti. Serve tempo, più tempo, per programmare elezioni che siano almeno contendibili. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, Andrea Crisanti va ancora una volta controcorrente rispetto alla linea del Partito Democratico, che più volte in queste settimane ha bocciato l'idea di una proroga del voto regionale dall'autunno di quest'anno alla primavera del 2026, ipotesi messa sul tavolo dallo stesso Luca Zaia e di fatto supportata dal ministro all'interno Piantedosi in una recente visita proprio a Palazzo Balbi, dimostrazione pratica di eterogenesi dei fini applicata all'ambito politico. Mancano 3 mesi a giugno, ancora stiamo tutti in attesa della sentenza per De Luca, ci sta poi a luglio e agosto, non si combina niente, ma lei pensa che settembre-ottobre è un tempo sufficiente per fare questa azione? Io penso di no. Cioè, a me le elezioni mi piace vincerle. Già vincerle, perché Crisanti torna a dichiararsi disponibile per guidare un'eventuale coalizione di centrosinistra che punti su sanità pubblica, lotta al consumo di suolo, politiche sociali, e questo mentre il tempo scorre. Penso che per vincere c'è bisogno di più tempo, perché stiamo in salita. Allora, se poi vogliamo fare una campagna di limitazione danni, questo è un altro discorso. Ma se si può vincere, a mio avviso, se le elezioni vengono rimandate è meglio.